Terminata la stagione estiva del trotto a Sant'Artemio, il 15 ottobre, domenica, inizia quella dell'autunno-inverno, in coincidenza con lo svolgimento del Gran Premio Memorial Giuseppe Biasuzzi, una corsa molto importante con cavalli da tutta Europa. Nello stesso giorno prenderà il via un'interessante iniziativa dedicata ai bambini delle elementari della provincia di Treviso. Ne abbiamo parlato con Fabio Biasuzzi, presidente della Nord-Est Ippodromi, che dapprima traccia un bilancio della stagione estiva. Diciamo che si incomincia a vedere un segno di ripresa. Il pubblico, anche per le manifestazioni che abbiamo fatto, ha dato seguito, ci ha seguiti, gli eventi erano interessanti, di conseguenza il pubblico è ritornato all'ippodromo. Prendiamo domenica 15 col Gran Premio intitolato a mio padre. È una corsa internazionale per cavalli 4 anni, ci sono dei francesi e in concomitanza abbiamo detto vediamo di riportare i ragazzi all'ippodromo, quindi faremo un concorso in abbinamento con le scuole dove che a un certo momento verranno qua dei ragazzi con le scuole, faranno i loro lavori. Ci sono diversi centri dove che possono vedere il cavallo, possono vedere tutto quello che avviene nelle scuderie, quindi tutto quello che avviene prima della corsa, che penso che sia la cosa più interessante, cioè vivere l'ippodromo in questo modo. E oltre a questo ci sarà un premio dato alla scuola che manda più partecipanti e 2 premi per quanto riguarda i ragazzi che fanno il lavoro migliore. Ecco, poi c'è questo grande evento della Memorial Biasuzzi, vogliamo entrare un po' nei particolari. Sì, il Memorial Biasuzzi dovrebbe essere è una sfida italo-francese dove c'è il cavallo, quasi sicuramente ha avuto il numero 4, quindi siamo quasi sicuri che partecipi, il cavallo italiano che ha vinto l'ultimo Gran Premio fatto per 4 anni facendo il record del mondo sui 2000 metri in pista piccola, e c'è il miglior cavallo francese. Addirittura i francesi dovrebbero essere 2, uno col numero 1 e l'altro con un numero in prima fila, quindi sono portati dai migliori allenatori e guidatori francesi, quindi riteniamo che sia un evento come poche volte si può vedere nell'ambito dell'ippica italiana.